Allora Presidente, abbiamo accennato al discorso latte, è importante perché dalle notizie sembrava, almeno così abbiamo interpretato noi, che fosse arrivato a un accordo per aumentare la quota che veniva data agli produttori di latte, che poteva aiutarli a sostenere tutti i costi che sono aumentati alle stelle di stalla, diciamo così, di allevamento. E invece cosa è successo? Ci aggiorni un po' e quindi aggiorni anche gli addetti ai lavori. Sostanzialmente è successo questo: abbiamo chiesto un tavolo al Ministero alla quale abbiamo partecipato tutte le associazioni di categoria, produttori, trasformatori, e in questo tavolo si era raggiunti l'accordo assieme al Ministro e tutti d'accordo, CIA e tutte le altre associazioni, di aumentare qualcosina al produttore. Si parlava di arrivare nell'ordine di 40-41 centesimi al litro più IVA. È stato riconvocato il tavolo, alla quale io ho partecipato personalmente, per sancire questo accordo. Di fatto l'Assolatte, quindi gli industriali del latte, ha chiesto ulteriore tempo per ragionare al loro interno e ad oggi il tavolo praticamente è ancora aperto, non si è chiuso, e quindi di fatto questa proposta che ho trovato per non per la prima volta, in una delle tante poche volte in cui le associazioni di categoria si trovano d'accordo, ho trovato la condivisione di tutti, e oggi siamo ancora fermi perché non c'è. Ma qual è la problematica di base? Perché... Ma la problematica, adesso io provo a ragionare, probabilmente oggi il latte al consumo è in mano alla Lactalis, è in mano alla parte preponderante, alla parte di Lactalis, quindi probabilmente... Che è una multinazionale. Francese che ha acquisito i nostri grandi marchi, penso ad esempio a Parmalat, che probabilmente non troverà soddisfacente questo accordo. Ecco, questa è la sensazione che io ho avuto partecipando al tavolo. Poi adesso abbiamo chiesto al Ministro appunto di riconvocarlo e di capire che fine faranno le nostre aziende, perché ad oggi... Esatto, allora, questa è la posizione, non si arriva a un accordo perché più di quella cifra non viene concordata. E cosa può succedere? Cioè, le aziende hanno dei costi insostenibili, l'accordo non si raggiunge, cosa succede? Succede che come sempre tutto viene scaricato sui nostri allevatori, perché comunque agli animali devi dare da mangiare, cioè non è che tu adesso i costi sono aumentati. E quindi i costi sono aumentati, tu devi garantire la razione giornaliera, sono aumentati i costi e hai praticamente una contrazione sul pagamento del latte. È chiaro che un'azienda agricola sta in piedi dopo un certo punto, ci sono più di qualcuno che mi chiamano, qualche nostro allevatore anche storico, così non disperato però molto affranto, dice: Presidente, io è 30 anni, 40 anni che porto avanti questo lavoro, l'ho fatto per dare un futuro magari ai miei figli perché sono entrato in azienda, mi sto accorgendo che effettivamente non so se ho fatto la strategia giusta, se mi conviene a questo punto vendere tutto e vivere con quello che mi rimane. Questo è un grosso tema, perché il tema non è solo del latte che tu non porti nel sistema produttivo, ma è tutto il know-how, tutta la professionalità e tutto, voglio dire, il sistema imprenditoriale che c'è attorno e che ha garantito comunque una presenza e una coesione sociale anche da questo punto di vista. Io ho parlato con un paio di allevatori appunto che hanno fatto degli investimenti importanti trasformando la propria azienda anche in produttrice di formaggi e affini, insomma, e questo ha consentito, brevi tempi di ammortizzamento, per ammortizzare la spesa, comunque una rendita più alta. Può essere una soluzione proponibile, un qualcosa che può essere utile per salvare la categoria? Sì, in CIA diciamo abbiamo uno slogan, che il latte deve avere la crosta, così no, per capire che il latte, voglio dire, per essere valorizzato deve comunque subire una trasformazione e andare in prodotti lattiero-caseari, pensiamo al grana padano, pensiamo anche al Monte Veronese, all'Asiago. Il tema è però che non tutti sono organizzati per avere anche questo tipo di mission aziendale, tanti si sono passatemi i termini, industrializzati anche su quella che è la produzione di latte da consumo. E quindi sì, chiaro, sarebbe una vocazione nell'andare a produrre, praticamente nell'andare a trasformare il latte. Sarà per le giovani generazioni che subentrano, no? Magari per le giovani generazioni, però rimane sempre anche gli investimenti fatti. Cioè, adesso faccio un esempio banale: chi ha ad esempio investito milioni di euro ed ha acquistato i robot di mungitura, le sale di mungitura, sia nell'ambito
1 milione di euro. Voglio dire, sia nell'ambito di chi produce formaggio, ma anche nell'ambito di chi conferisce latte. Voglio dire, anche questi dobbiamo probabilmente valutare che hanno fatto delle scelte aziendali, si sono organizzati in base alla scelta aziendale che hanno fatto. Cioè, oggi dire non vale più questo, stravolgiamo tutto, diventa un problema. C'è un messaggio che era arrivato, vediamo se me lo rimettono in onda dalla regia, che così, eccolo qua. Quando sull'etichetta trovo scritto solo latte italiano, vuol dire che tutto il latte è così oppure solo una percentuale? Inoltre, quando non c'è scritto latte fresco, in che condizioni è il latte? Anche condensato? Punto di domanda, grazie. Oddio, adesso bisognerebbe entrare un po' Allora, se c'è scritto latte italiano deve essere latte italiano, poi se non lo è probabilmente c'è qualcosa che non va e lì bisognerebbe far scattare quelli che sono i controlli. Però teoricamente dovrebbe essere. Teoricamente se c'è scritto latte italiano ci deve essere latte italiano. Deve essere latte fresco? No, il latte fresco è una cosa, il latte fresco sappiamo che è il latte che comunque ha una durata di 3-4 giorni e quindi è una determinata comparto produttivo. Poi c'è tutta la parte del latte al consumo che non per forza deve essere il latte fresco, ma che comunque mantiene quelle che sono le garanzie di salubrità e di sanità che vengono dichiarate da chi lo mette sul mercato, sul commercio. E invece l'alta qualità? Ma l'alta qualità è sempre diciamo, una gamma di latte che rientra all'interno anche di determinate protocolli, lavorazioni, quindi voglio dire, ecco, io guardate, credo che sarebbe sufficiente comprare latte italiano. Se noi compriamo latte italiano poi c'è quello che è più sensibile all'alta qualità, comunque è italiano, non è che viene dal paese dell'est, esatto, insomma. Se noi compriamo latte italiano, lì ci deve essere latte italiano, se poi non c'è allora questo diventa un problema probabilmente di controllo. Ma non è che no, perché magari uno pensa che come entra in Italia diventa latte italiano, basta fare una piccola procedura. Questo è uno dei temi, tant'è che noi abbiamo sempre spinto su quella che era l'etichettatura all'origine, perché sull'etichettatura all'origine, sull'etichettatura e provenienza lì non scappi. Sì, bisogna anche, voglio dire, dare credito a quello che è un sistema di produzione nazionale che si pensa che sia il più trasparente possibile, però non è detto che se una confezione di latte c'è scritto che è lavorato in Italia, probabilmente lì all'interno di italiano forse c'è qualcosa che non torna, sarebbe stare attenti, no, ma assolutamente, per carità. Volevo chiedere, appunto, abbiamo sempre parlato della questione del latte, dell'allevamento, dell'aumento dei prezzi, eccetera, invece ci sono stati degli eventi atmosferici che hanno creato dei problemi, per fortuna non alle stalle stavolta, però comunque dei problemi alle produzioni agricole. Qual è la situazione? Prima abbiamo avuto la primavera che non ci ha graziato, eccetera. Adesso poi c'è stato anche quest'autunno e alcune zone hanno subito la grandine, nonché degli allagamenti. Per questi è previsto un risarcimento, è stato messo lo stato di allerta? Allora, oggi dire che è successo un evento, se guardiamo sul panorama, sullo scenario veneto ma anche nazionale, che ci sia stato un evento solo è difficile, perché ci sono stati tanti eventi, vari eventi più svariati. Si sono susseguiti nel tempo. Dalle grandinate primaverili agli allagamenti, a quelle che sono le gelate tardive, perché il paradosso è che ha gelato anche in maniera tardiva. Quali sono gli strumenti oggi che abbiamo? Allora, partiamo innanzitutto dai rischi che abbiamo. Se io penso alla nostra frutta, noi il rischio è che probabilmente, se continua così, non avremo neanche più frutta da immettere su quello che è il sistema del consumo italiano e quindi avremo probabilmente un'invasione di prodotti dall'estero, perché proprio frutta noi non abbiamo, perché se pensiamo al problema ad esempio della cimice, abbinato tutto il problema dei cambiamenti climatici, quindi di questi eventi disastrosi che avvengono, questo è un tema. Gli strumenti sono gli strumenti classici, ordinari, che è quello dell'intervento per la calamità naturale, che è un sistema che noi crediamo come CIA vada revisionato, vada rivisto, e poi bisogna sempre più investire su quelli che sono i sistemi assicurativi. Anche qui no, perché un conto è garantire il reddito dell'agricoltore che ti permetta quantomeno di proseguire la sua azienda, poi rimane il tema dell'approvvigionamento. Io li scinderei, il tema per garantire l'agricoltore va ricercato all'interno degli strumenti assicurativi, va cercato all'interno di strumenti assicurativi innovativi e nella possibilità da parte dello Stato, della politica agricola, di quelli che sono gli ambiti istituzionali, di intervenire sui premi, perché se noi pensiamo che oggi già la marginalità e la redditività è bassissima, in più dobbiamo sovraccaricare
scaricare l'agricoltore di costi di assicurazione particolarmente elevati, perché le assicurazioni non è che sono, voglio dire, cieche, vedono che comunque c'è un sistema di cambiamento climatico, quindi il rischio nell'assicurare aumenta e quindi aumentano anche i premi. Ecco, occorre un sistema organizzato, un sistema che deve essere governato anche dalla politica per permettere ai nostri agricoltori di assicurarsi e di assicurarsi anche a premi competitivi. Poi c'è anche, e lo aggiungo in ultima, la cultura verso l'assicurazione, cioè oggi fare agricoltura bisogna anche capire che è una grande fabbrica a cielo aperto e quindi è soggetta a tutte le intemperie e in qualsiasi momento, non è che puoi dire sono salvo perché ho passato questo mese e non avrò problemi il mese dopo. Mamma mia. Poi c'è anche la fauna selvatica. Che ci si mette anche quella. Questo tantissimi hanno lamentato. Allora, situazioni di montagna ci dicono che ci sono i lupi, inutile negarlo, i lupi ci sono, che a volte compensino il fatto che magari vanno a mangiarsi anche degli ungulati che danno fastidio, è anche un altro aspetto. E poi ci sono i famosi cinghiali che stanno devastando intere zone. Qual è? Come la mettiamo? Ma noi abbiamo fatto anche una manifestazione qui vicino, nella zona qui di Padova, non poche settimane fa. È una questione veramente difficile perché nessuno ci vuole mettere il naso. Ma perché questo? Ma perché probabilmente c'è una sorta di lobby anche ambientalista che crea un certo consenso e quindi oggi il Ministero del MIPAF, il Ministero dell'Agricoltura, non dialoga col Ministero dell'Ambiente, non c'è una sinergia. Beh, se pensiamo che già in Veneto anche noi abbiamo un piano faunistico che risale al 2007, abbiamo continuato a prorogarlo, ma voglio dire, non abbiamo un piano faunistico che risponda a quelli che sono i criteri oggettivi attuali. E quindi si continua a perpetrare questa inefficienza a danno di chi? A danno degli agricoltori. Quindi non è stata prevista un'integrazione per cercare di eliminare più ungulati possibile nella zona dove questi stanno facendo disastri? Guarda, il tema sono gli ungulati, ma sono le nutrie della bassa, sono i cormorani, sono i colombi che hanno fatto razzia di semi di girasole ad arrivare fino a defalcare di quasi il 30-40% quelle che sono le produzioni. Cioè è un tema, la fauna selvatica è un tema che va ragionato. Noi avevamo proposto una modifica della legge 157, ancora in tempi non sospetti, avevamo detto che bisognava ragionarla in maniera diversa, bisognava cominciare a passare dal concetto protezionistico al concetto di gestione, cioè vuol dire effettuare degli abbattimenti, non vuol dire essere contro la natura, ma vuol dire gestire in maniera, come si può dire, sostenibile il rapporto tra quello che è la cittadinanza, la produzione e la fauna. Quando si parla di un 30% di semi che se vengono pappati dai colombi, insomma, deve far riflettere questa cosa qua, perché semi vuol dire produzioni poi che servono anche per il consumo umano. Assolutamente, assolutamente. Pubblicità, torniamo tra poco.